Grido d'allarme del turismo bellunese. La stagione invernale che si sta concludendo è stata una delle peggiori degli ultimi 30 anni. È quanto dicono all'unisono Confindustria Belluno e Anef Veneto, i principali attori del turismo bianco dolomitico. Eppure di sforzi ne sono stati fatti tanti, tantissimi. Le piste sono innevate artificialmente. Noi stiamo tenendo duro, sicuramente le condizioni meteo hanno fatto la loro parte a penalizzare la situazione sommata alla congiuntura nazionale. La situazione è tale che condizionerà pesantemente il futuro dell'intero comprensorio turistico che ha nel sistema funiviario l'asse centrale. Per dirla come Minella, i risultati deludenti dell'inverno devono spronare la montagna veneta a fare sistema per quel salto di qualità sempre auspicato, mai attuato, e per fortuna che ci sono turisti stranieri. Fortunatamente il mercato estero sta tenendo, speriamo che tenga anche in futuro e ci impegneremo a lavorare molto di più per quanto riguarda la promozione a livello nazionale per riportare gli sciatori italiani sulle nostre piste. La prossima vera sfida restano i mondiali del 2017. Cortina è candidata ad ospitare l'evento. Il presidente di Confindustria Cappellario ci crede, il bellunese ha i numeri e le capacità per essere protagonista di un così grande evento. Le ricadute saranno positive per tutti, parola di Cappellaro, che invita l'intero territorio bellunese a condividere il progetto della candidatura.